Segretario, lei è mancato la prima parte dell'incontro, aveva altri impegni a Venezia e si è persa forse una parte che era quella in cui la gente, anche, dico onestamente, anche grazie al mio sforzo di provocazione, è riuscita un po' a parlare. Oggi la sala era semivuota, non perché i vicentini fossero disattenti, ma perché dietro questo incontro, secondo la mia testata Vicenza Più, c'era un gioco di potere. Non ci interessa questo, né lei può esprimersi, i nostri lettori lo sanno, e l'assenza ha dimostrato che hanno capito. Io vorrei guardare avanti, lei ha detto quello che è successo va sanzionato, va visto, va capito, però oggi io vorrei guardare ai soci di oggi. Dico sempre, siccome noi abbiamo, scusi la domanda che è un po' lunga, siccome abbiamo scritto un libro raccogliendo gli articoli fatti in 6 anni, non dobbiamo nasconderci nel non aver detto, abbiamo raccontato quello che è successo, poi seguiremo quello che succederà, ma questo è compito della magistratura, se interverrà e così via. Io dico, l'interlocutore dei soci risparmiatori oggi è la nuova banca, una nuova gestione con i nuovi soci e con quello che succederà. Sappiamo benissimo che ha esigenze grossissime di capitali e così via. Sono gli interlocutori per il territorio perché la banca sopravviva in un modo o nell'altro, per i vecchi soci per avere speranza o avere fattibilità di un reale ristoro. Guardando avanti, cosa è realmente oggi possibile visto dalle istituzioni nazionali? La prima cosa è che la banca o le banche venete presentino un piano industriale di sviluppo a breve, nel giro di un paio di mesi, in maniera tale che si possa valutare quali sono le scelte che i gruppi dirigenti delle banche fanno per rilanciare queste banche. Perché queste banche sono in crisi di fiducia, di reputazione, anche qualche difficoltà perché molti correntisti se ne sono andati a seguito dei problemi che ci sono stati, ma non sono banche fallite nel senso economico del termine. In più sono molto radicate nel territorio del Veneto, quindi la prima cosa è un piano industriale dal quale evincere le potenzialità o meno delle banche sia singole sia insieme. Questo mi pare la prima operazione da chiedere e da aspettare in tempi brevi per poter poi fare i passi successivi. Siccome ci sono dei problemi, andiamo a un argomento abbastanza complesso e non tipicamente attinente alla sua volontà, ma lei ha detto le cose molto giuste. Guardando avanti è importantissimo. Se ci sono responsabilità, questo è anche importante che vengano trovate per fare una cesura, anche per riconquistare quella fiducia che possa far ridire che queste banche sono banche del territorio, perché lei avrà ascoltato, non sono più sentite come banche del territorio, perché qui ci sono tante persone, risparmiatori danneggiati. Allora, al di là di queste azioni che possono essere fatte, ci sono spazi economici perché ci sia un reale risarcimento, perché dal punto di vista legale chi ha diritto, e il profilo è molto complesso, ma soprattutto chi ha aderito agli ultimi aumenti di capitale avrebbe diritto al 100% del ristoro. 1, 2, non sarebbe il caso, non è compito suo né mio, non sarebbe il caso di riunire le due indagini, quella di Veneto Banca anche come sede, perché lo stesso procuratore di Vicenza ha affermato che ci sono pochi PM e c'è scarsa competenza. Non sarebbe il caso, anche per avere un criterio uniforme di valutazione di fatti simili, che sia un'unica procura a condurre le indagini, visto anche che qui siamo abbastanza sul lento? Dunque, per quanto riguarda i rimborsi, noi abbiamo sollecitato i gruppi dirigenti delle due banche a fare al più presto possibile la proposta di piano di rimborsi. Ho sentito questa mattina che il Presidente Mion ha detto che a giorni insomma, ci sarà, e questo mi pare che vada registrato. Poi valuteremo nel merito qual è questa proposta. Credo che in questo momento debbano essere le banche stesse a dare i primi ristori, anche come segnale stesso di assunzione di responsabilità e di fiducia. Per quanto riguarda le indagini, ovviamente io non mi pronuncio, ma però capisco che in questo momento, se ci fosse un'unica percezione del problema, questo potrebbe aiutare. È nato per uniformità, non sto dicendo che uno lavori meglio o peggio, ma per avere dei criteri uniformi. È un po' come i regolamenti del calcio, no? Se è rigore, che sia rigore per tutti. Va bene. La ringrazio. Grazie.